We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Ben ritrovati a tutti nel nostro salottino di Chiacchiere e Caffè per un'altra puntata in diretta. Oggi vi presento la nostra prima ospite con cui parleremo di lavoro e formazione, ma non solo, Cristina Ghiringhello, direttrice del Forema Confindustria Padova, che è l'ente di formazione proprio di Confindustria. Perché abbiamo invitato Cristina? Perché ottobre è il mese della formazione, per chi non lo sapesse, quindi Forema ha organizzato una serie di appuntamenti assolutamente gratuiti, più o meno uno alla settimana, per illuminare tutte le persone interessate proprio sulla formazione. Formazione a tanti livelli, formazione per i cosiddetti dipendenti, formazione anche per gli imprenditori, formazione anche sul piano social, sul piano web alle aziende e insomma anche per far conoscere tutte le varie iniziative portate avanti dallo stesso ente. Cristina, buongiorno. Buongiorno Giulia. Allora, un mese zeppo di iniziative divise in 5 appuntamenti. Innanzitutto ricordiamo le date, 2 sono già accaduti perché siamo già a metà ottobre, invece Forema chiaramente ha cominciato puntuale il 1° di ottobre con un incontro, il Cubo Rosso a porte aperte, dopo scopriremo anche che cos'è, per poi continuare con Coach e Personal Branding. E adesso il prossimo appuntamento è il 18 ottobre, quindi proprio tra 2 giorni. E si parla di cosa? Si parla di aziende come culture, quindi l'idea è quella di portare le eccellenze delle grandi imprese anche a livello di piccola e media impresa e quindi fare in modo che progetti come le accademie aziendali, il lavorare sulle competenze delle proprie risorse, l'empowerment, tutte queste parole, questi inglesismi che poi si traducono in attività formativa per i dipendenti, possano essere portati anche ad un uso, una diffusione anche nelle piccole realtà più territoriali. Si continua il 25 ottobre con Web Evolution per arrivare sempre ovunque, quindi il digitale che è la nuova leva per le aziende. Si conclude il 29 con politiche e strumenti per ripartire, quindi formazione come possibilità diciamo di reinventarsi un lavoro in caso insomma di problematiche occupazionali e insomma quest'oggi purtroppo ne abbiamo davvero tanti esempi. Cristina, innanzitutto spiegaci perché Forema ogni anno organizza un mese della formazione. Questo è il 5° anno, noi ci teniamo tantissimo ad essere un motore di divulgazione in città, in provincia, quindi molto localizzati qui a Padova, per chiunque abbia interesse comunque ad approfondire le tematiche formative per se stesso. Quindi ci rivolgiamo sia alle aziende per i loro dipendenti, ma sia al singolo, occupato o non occupato, che abbia voglia di investire nella formazione. Soprattutto per i singoli, ma anche per le aziende, reperiamo anche tanti finanziamenti, quindi molte volte la formazione per gli utenti è a costo zero. Nel contenitore del mese della formazione noi ci apriamo alla città, quindi gli interventi, gli incontri vengono fatti o in città proprio, negli scorsi anni andavamo a Palazzo Moroni, quest'anno abbiamo inaugurato un nuovo centro di formazione esperienziale, quindi vogliamo portare lì la gente per mostrarlo, per farlo vedere, per raccontare cosa facciamo, così come andiamo al centro congressi al Papa Luciani quando abbiamo tanti ospiti, perché come succederà il 29 ottobre tanta gente purtroppo è interessata anche alla formazione per la ricollocazione. Cristina, formarsi perché? Probabilmente il tema della formazione è diventato davvero importante e strategico negli ultimi 2 anni in cui si parla della cosiddetta crisi occupazionale. Voglio dire, è sempre stato importante soprattutto per orientare le persone, per qualificarle, però indubbiamente negli ultimi 2 anni ha avuto diciamo questa spinta decisiva a insomma, aiutare le persone che di fatto perdono un lavoro e hanno bisogno di formarsi. Sì, secondo me la questione non è più farla o non farla, mi sento veramente di dire che è obbligatorio pensare oggi a una formazione continua.
tutte le linee guida di Comunità Europea, ma non solo, io ovviamente guardo il nostro parametro europeo, sono volte proprio a continuare a incrementare anche voucher individuali per la formazione continua, è chiamato il long life learning, cioè imparare per tutta la vita. Poi questo si traduce con metodologie nuove, si traduce con formazione anche diretta on the job interna all'azienda laddove le persone sono già occupate, ma come hai detto giustamente prima, sempre purtroppo da un punto di vista sociale, negli ultimi 2 anni, ma anche 3, forse 4, diversa, insomma, sì, a sì, 4 sì. quindi, secondo i vostri dati. Diciamo insomma, che fine 98 è stato proprio l'inizio di questa crisi pesante, ormai sono passati 4 anni, poi ha colpito magari in modo diverso, in tempi diversi, le varie regioni piuttosto che i singoli territori, ma oggi tantissime aziende purtroppo non sono proprio riuscite a passare questo periodo di crisi e quindi hanno addirittura chiuso, sono fallite, altre si sono ridimensionate, quindi le persone che magari neanche l'hanno cercato il lavoro tanti anni fa perché è stato naturale finire la scuola e entrare subito a lavorare, certo. oggi si devono rimettere in discussione senza la loro volontà, ma sono comunque Certo, costrette e a farlo. si sono rivolte chiaramente al mondo della formazione, Certo. perché effettivamente è complicato farlo da soli. Sì, poi le competenze magari di 20 anni fa non sono più quelle attuali, sul web Esatto. soprattutto che hai citato tu prima, anche solo la mia generazione, non sto a guardare molto più avanti, ha delle competenze tecniche e informatiche che oggi non sono più Ma attuali. poi cambia di e le mese in aziende- mese, quindi è anche abbastanza complicato, anzi bisogna veramente star dietro a questo mondo, cercare di seguirlo, appunto, Sì. bisogna essere svegli, insomma gli esami non finiscono mai. Cristina, hai portato assieme a te un video per mostrarci come è Sì. andato il primo appuntamento di Forum di questo mese della formazione, che si è tenuto appunto all'interno di un luogo un po' particolare che ha un significato per voi. Sì. Prima ci guardiamo il video e poi ci spieghi perché. Va bene. Vediamo. Can get to sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another day. Come back another day. Get to sleep. I think about the implications. $600 metri quadrati, 3 aule da 150 persone, un open space da 250 metri dedicati a varie pratiche, insomma una mini fabbrica per allenare gli imprenditori. Tutto questo è il cubo rosso che abbiamo visto. Che cos'è? Come è nata questa esperienza? È nata da una fortissima volontà di andare in zona industriale. Io credo tantissimo che in qualità di ente di Confindustria noi dobbiamo essere sempre più vicini alle nostre imprese, quindi abbiamo proprio cercato il posto in zona industriale, poi abbiamo avuto la fortuna di trovarlo in Viale dell'Industria, più di così non si poteva fare, con l'idea di promuovere l'esperienzialità come metodologia formativa. Io non credo in un'unica soluzione di formazione, va benissimo l'aula tradizionale, va bene il coaching, va bene il web, l'esperienzialità però aiuta tanto, in tempi più brevi e anche divertendosi di più si impara meglio. E cosa intendi, Cristina, per esperienzialità? Cerchiamo di far capire ai nostri Hai ragione, sono un'appassionata dell'argomento. Significa vivere un'esperienza che non sempre necessariamente è collegata all'argomento specifico. Per chi l'ha notato, al Cubo Rosso abbiamo una cucina, noi facciamo team cooking, quindi per aiutare a allenare il lavoro di squadra che bene o male
fa chiunque lavori in un'azienda con altri colleghi, Certo. li mettiamo davanti ai fornelli e cuciniamo insieme, ovviamente anche con un docente che parla di tutta una parte di comportamento, quindi dell'importanza proprio della squadra. Chi lo conosce, abbiamo avuto in quell'occasione, sempre nel video, Diego Parassole, che è un comico di Zelig, che non solo ha fatto comicità, ma ha parlato del lavoro del commerciale, della vendita, dell'importanza comunque di creare un marchio. Ma avete anche visto delle simulazioni di macchine di Toyota, perché abbiamo anche Toyota come nostro sponsor del centro, dove costruiamo dei SUV di Toyota, delle macchine, in una metodologia Lean, quindi facciamo creare alle persone questa macchina in un'organizzazione snella, quindi usiamo una metafora o lavoriamo insieme per creare un prodotto in una giornata, in 2 giornate, imparando le cose nuove da un punto di vista organizzativo o comportamentale. E questo che risultati ha portato? Cioè Cubo Rosso è un'esperienza, un'iniziativa che può contare già insomma un bel po' di mesi di esperienza, per cui mi chiedo appunto che esperienza ha dato questa strategia di sperimentazione, scusa il gioco di parole, ma sempre di viaggio all'interno della sperimentazione si tratta. Certo. Cubo Rosso secondo me ha avuto 2 grandissimi successi in questi primi 6 mesi, perché abbiamo inaugurato a marzo. Da una parte ha destato tanta curiosità e quindi sono venuti a vederlo, a lavorarci, a fare le attività formative, l'amministrazione pubblica, il comune di Padova, l'assessorato regionale, è venuto anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini, a vedere questo centro di eccellenza, ma soprattutto quello che a noi interessa di più, a parte la conoscenza a livelli anche istituzionali, è che sono venute tante persone, tanti studenti, tanti giovani della scuola pubblica, della scuola superiore, dell'università, tante persone che lavorano nelle aziende e tanti imprenditori. Dall'altra parte ha generato questa cultura, questo approccio alla formazione, dove noi utilizziamo anche dei giochi e quindi cerchiamo anche di smarcare il fatto che la formazione debba necessariamente essere pesante, noiosa, lunga, didattica, pura. Insomma non si ritorna sui banchi, insomma. Si torna anche sui banchi, ma però più sorridendo e facendo anche attività. Sì. Per imparare a lavorare. Torniamo a parlare del mese della formazione. Abbiamo conosciuto assieme Cubo Rosso, dove si è svolto appunto il primo appuntamento. Nel secondo appuntamento di questo mese si parlava di nomi difficili, perché poi sono nomi inglesi che però si sentono spessissimo, si leggono spesso sui nostri quotidiani. Abbiamo l'occasione di un'esperta che ce li spieghi, di coaching e personal branding. Che cos'è? Il coaching è una metodologia, è una formazione che si avvicina a una consulenza individuale ed è un approccio del singolo nei confronti di una persona che ha un progetto da sviluppare. Tendenzialmente si rivolge o a imprenditori o a amministratori o a persone che svolgono un ruolo comunque importante in senso di responsabilità all'interno di un'impresa, per aiutarli a fare un salto, a cambiare, a migliorare. Torniamo al discorso della crisi, anche a guardare se stessi, quindi il proprio obiettivo, e trasformarlo, portarlo in azienda. Questo però può essere applicato anche ad altre figure e c'è anche il life coaching, quindi a momenti di vita, di svolta, di cambiamento. Il personal branding è una cosa marchettara detta così, perché è un po' la creazione della propria immagine, del proprio brand. Non vuole essere un'americanata come potrebbe essere a una prima lettura, ma vuole far riflettere le persone comunque sull'importanza di capire se stesse, conoscersi e quindi vendersi, anche se magari è un termine un po' brutto, messo così, proporsi meglio per un colloquio di lavoro, meglio, certo. O anche per chi lavora, il proprio capo per una promozione, sapendo quali sono veramente i suoi punti di forza e come farli capire agli altri. In realtà sembra una cosa banale detta così, Cristina, ma ci sono moltissime persone, capita anche a noi magari in redazione, che per esempio anche a una certa età non sanno scrivere il proprio curriculum, quindi non sanno trovare dei punti di forza, sia nel modo di proporsi, in modo scritto come più evidente con un curriculum, sia parlando, perché poi anche il colloquio di lavoro è importante. Non si tratta di questo semplicemente alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche poi, quando, a maggior ragione, quando si propone un prodotto o un servizio, insomma. Esiste ancora come posso dire, un'ignoranza sul modo di proporsi? Sì, esiste. Come ho detto prima, tante persone non hanno mai dovuto cercarsi un lavoro, perché per fortuna questo territorio
10, 20, 30 anni fa offriva un grande momento, una grande opportunità e quindi tendenzialmente lavoro per tutti. 10 anni fa sono arrivate anche in massa tante persone da altri paesi, non solo da altre regioni d'Italia, perché qui c'era il lavoro, il mitico nord-est. Oggi è un po' meno così, magari si sta ancora mediamente meglio che in altri territori, ma non più così bene. Quindi tante persone non hanno mai avuto l'occasione di farlo. I giovani sono un po' più abituati, si fa tanto orientamento nelle scuole, persone che sono uscite dal mondo scolastico da qualche anno non sono così abituate a farlo e quindi non ci hanno mai pensato, non si sono mai soffermati sulle loro vere caratteristiche, quindi su come proporle anche a qualcun altro in caso proprio di una nuova ricerca. Questa capacità non viene dal buon senso, ma viene anche da una preparazione specifica. Sì, assolutamente. Il buon senso aiuta sempre se c'è, certo. Però ecco, si può anche imparare. Si può imparare. E quello che abbiamo voluto dire è apprendi qualche tecnica e cerca di capire che sì, devi fare gli investimenti su di te, devi farli in termini formativi, ma devi soprattutto conoscerti e quindi presentarti nel modo corretto. Cristina, arriviamo alle domande difficili. Cosa deve avere una formazione per essere efficace? Si sente sempre parlare di formazione, a volte magari non con i termini giusti. Mi chiedevo, secondo te, quali sono gli strumenti per una formazione efficace? Io credo che la cosa fondamentale sia fare una corretta analisi dei bisogni, perché sicuramente la differenza viene fatta dai docenti, da chi tiene l'aula, da un'organizzazione del corso, nei dettagli, nella sede dove viene fatto, gli strumenti che vengono comunque consegnati, alcune volte la banalità di offrire un pranzo oppure no, però il contenuto formativo, l'approccio didattico ha un'estrema importanza se è stato progettato bene. Quindi il nostro ruolo, secondo me, è fondamentale anche come ente di formazione di Confindustria per mettere insieme le necessità delle persone e le richieste delle aziende, sia in termini di formazione sugli occupati, quindi su chi già lavora all'interno delle nostre imprese, e forse ancora di più su chi invece un lavoro lo sta cercando in questo momento, quindi aspettative delle persone, aspettative delle aziende e la creazione di un percorso formativo che cerchi di colmare questa eventuale distanza. Spiego meglio la mia domanda, che in realtà voleva essere una provocazione. Spesso si sente parlare di formazione che però è diventato anche un business soprattutto per chi la fa. E questo probabilmente danneggia anche gli enti seri che invece della formazione hanno bisogno e appunto sono stati creati proprio per rispondere a un bisogno, una necessità, un'esigenza del territorio. Cosa ne pensi di questo? Sì, io non sono contro il fare business su un'attività, perché fare business vuol dire fare impresa e quindi se non ci fossero le imprese non ci sarebbe comunque una generazione di valore e il fare business facendo dei danni a qualcuno che non va bene, no? Forse intendevi anche questo, purtroppo si legge talvolta, alcune volte più spesso, altre volte meno, di enti che sono falliti per aver dichiarato corsi che in realtà non esistevano, piuttosto che insomma casi particolari. Sì, è per dire spesso chi vuole essere formato si trova di fronte davvero ad una giungla di proposte e magari scegliere tra varie proposte di formazione può essere fondamentale, strategico per la propria vita, quindi come aiutare magari il nostro telespettatore che sta decidendo come formarsi. Sì, le proposte formative sono tante. Io posso parlare per quanto certo, ci riguarda, certo. Ovviamente non mi sembrerebbe corretto sia parlare di altri enti, ce ne sono tantissimi di enorme valore, però tendo a dire gli enti che comunque hanno una valenza sociale in qualche modo, perché di un'associazione datoriale come la nostra, piuttosto che sindacale, piuttosto che tantissimi enti privati che sono da anni sul mercato e quindi se rimangono sul mercato perché tendenzialmente fanno un buon lavoro, c'è tanto passaparola, ci sono persone che hanno fatto dei percorsi che ne parlano bene, quindi si ritrovano, c'è oggi l'aiuto del web, quindi anche tramite internet, capire quando nasce un ente, se ha dei docenti, se c'è una presentazione di queste persone, cosa fanno, che curriculum hanno, come si approcciano alla formazione, ed è vero, come hai detto giustamente tu, che c'è anche tanta offerta, quindi capisco che tante persone siano un po' confuse nell'andare a cogliere la migliore opportunità in termini di qualità e di prezzo e di vicinanza a casa alcune volte. Un'ultima curiosità, Cristina, prima di chiudere questa prima parte della nostra trasmissione in cui si parla appunto di lavoro e di formazione. Questi sono stati anni che hanno visto davvero molti dipendenti in lacrime, ma anche
anche tanti imprenditori in difficoltà. Ecco, per loro c'è una formazione specifica, un modo per ricominciare, anche per chi dà lavoro. Sì, hai toccato un tasto dolente perché purtroppo ci sono stati anche dei casi Certo, la situazione estremi è di drammatica. drammi Sì. all'interno del mondo imprenditoriale. L'imprenditore per sua natura è abbastanza solo perché comunque è a capo e a guida di un'impresa ed è responsabile del successo dell'impresa e di tutti quelli che ci lavorano. Quindi nei momenti di difficoltà economica la debolezza del singolo la capisco, la comprendo e me ne dispiaccio tanto. Ci sono degli strumenti formativi anche per loro, non tanto come supporto psicologico in momenti di estrema difficoltà perché non voglio confondere i ruoli. No, certo. Da un punto di vista formativo, ecco, quello che abbiamo citato prima, il coaching, proprio per la sua metodologia, quindi one to one, una persona che affianca l'altra singola persona, tendenzialmente molto strutturata, aiuta a capire, appunto, a uscire un po' dal momento di difficoltà e capire quale può essere il successo in azienda. Ci sono dei percorsi specifici, noi ad esempio abbiamo un master per gli imprenditori, per le piccole e medie imprese o più settoriali in ambito economico-finanziario piuttosto che nello sviluppo del marketing, nel riposizionamento della propria azienda anche tramite il canale appunto del web. Attività commerciali piuttosto che la lean organization che aiuta l'imprenditore a rivedere il modello organizzativo della propria azienda abbattendo i costi. Cristina, il nostro tempo si è esaurito, io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci spiegato queste cose davvero interessanti. Ricordo ai nostri telespettatori ancora una volta, ottobre, mese della formazione, Forum a Confindustria Padova organizza una serie di appuntamenti gratuiti, il prossimo è il 18 ottobre, poi il 25, poi il 29. Grazie ancora a Cristina Ghiringhello, direttrice, ricordo, di Forum a Confindustria Padova per questa chiacchierata. Arrivederci, speriamo alla prossima occasione, arrivederci anche ai nostri telespettatori, chiedo di rimanere con noi. Subito dopo la pubblicità ritorniamo a parlare di musica. Ed eccoci ritornati in diretta, un veloce cambio d'ospite. Al posto di Cristina è arrivato Federico Faggion, direttore artistico della stagione lirica di Padova. Buongiorno, buongiorno Federico. Buongiorno. Tra l'altro Padova è reduce da un weekend dedicato proprio alla musica lirica con un concorso lirico internazionale Iris Adami Corradetti. Quest'anno tra l'altro la sua 26esima edizione, quindi insomma una tradizione, un matrimonio diciamo tra Padova e la lirica che dura davvero da tantissimo tempo, quindi ne approfittiamo per sapere com'è andata. Il concorso è andato molto bene, è un concorso veramente giunto appunto alla 26esima edizione, quindi che ha una grande tradizione e che è un concorso riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale. La peculiarità, l'aspetto più importante che lo ha qualificato negli anni è sempre stata l'importanza della commissione giudicatrice, composta sempre dai più importanti direttori artistici, sovrintendenti dei teatri del mondo, e che appunto rappresentano poi veramente la possibilità per i giovani cantanti di farsi conoscere, di farsi scoprire da operatori del teatro che poi li possono scritturare, li possono introdurre in questo mondo. Quest'anno appunto particolarmente la commissione era composta di personalità di primissimo rilievo. Presidente è Mara Zampieri, che è una grandissima artista padovana con la quale abbiamo da anni avviato una collaborazione ed è sempre una presidente di grandissimo equilibrio, di grandissima esperienza e che ha dato un grande contributo ai migliori risultati. Ma poi vorrei ricordare la presenza ad esempio di Peter Mario Catona, che è il direttore artistico del Teatro Covent Garden di Londra. Poi c'era il direttore artistico della Deutsche Opera di Berlino, il responsabile del casting dell'opera di Madrid, dell'opera di Zurigo,
e poi c'era il maestro Tombina, il direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia, insomma, grandi Il mondo personalità, il mondo internazionale della lirica a della Padova, lirica. E diciamo. quindi questi giovani, oltre a ottenere i premiati dei premi anche in denaro, e poi hanno la possibilità di farsi conoscere, è una vetrina molto importante che speriamo che dia dei risultati. Negli anni appunto dal nostro concorso sono usciti molti giovani che poi sono diventati grandi artisti e che stanno facendo una grande carriera. Ricordiamo, insomma, un trampolino di lancio Un importante trampolino di lancio molto importante, e questo concorso, ripeto, è un concorso in Italia molto conosciuto ma molto apprezzato anche all'estero. Vengono concorrenti e giovani a partecipare da tutto il mondo, insomma, quindi è stata una bella esperienza. Vorrei anzi ringraziare anche Alberto Terrani, che era certo, il che maestro, ha condotto la serata con grande maestria, con grande simpatia e con grande... Del resto un figlio d'arte come Sì, lui non ecco. poteva, e tra l'altro sempre molto attento a questa come a molte altre iniziative legate alla cultura di altissima qualità di Padova e Certo, e poi lui è non legato solo. anche particolarmente al mondo della lirica Certo. per Lucia, insomma. Se non sbaglio, un weekend reduce appunto da questo premio importante, un weekend reduce anche da qualche disguido tecnico, è vero Federico? Disguido tecnico relativo alla... Esatto. no, noi adesso... Esatto, qualche Sì, piccolo cambiamento in opera, sì, in sì, corso no, noi d'opera. abbiamo le prove della Traviata, che è il primo titolo che Sì, aprirà appunto... volevo anticipare insomma Ecco, in sì, modo simpatico, Federico, quello per cui effettivamente lei è venuto qui a parlare. Stiamo parlando chiaramente della stagione lirica di Padova che sta per cominciare, comincia proprio questo weekend, quindi reduce da un weekend di premio, cominciamo a entrare nell'atmosfera del prossimo weekend con la prima opera in scaletta, che è La Traviata, e anche con i primi problemi. i primi problemi. Ieri infatti il tenore Pretti, che era appunto che doveva sostenere il ruolo di Alfredo Germont, si è ammalato, e quindi ieri abbiamo dovuto lavorare per cercare un sostituto. Siamo stati fortunati, abbiamo trovato la disponibilità di Francesco De Muro, che è un tenore che sta facendo una importantissima carriera, ha appena cantato La Traviata allo Staatsoper di Berlino, e lo abbiamo trovato libero, e quindi siamo riusciti a sostituire l'artista, e insomma e stare tranquilli, perché ieri veramente erano stati momenti di grandi difficoltà, perché temevamo il peggio, perché eravamo senza il tenore, ed è una vocalità molto sempre più difficile da trovare, Esatto. particolare, quindi insomma è stato complicato, però alla fine abbiamo trovato una soluzione di primissimo valore, di primissimo piano, insomma. Quindi. Ecco, una particolarità prima di addentrarci nelle specifiche, insomma, del cartellone della stagione lirica, che volevo domandarle, Federico, è proprio questa. Come si organizza una stagione lirica? Spesso abbiamo ospitato, sulla sua poltrona si sono insomma scambiati in questi mesi tanti direttori artistici di tante stagioni musicali, culturali, cinematografiche. Qual è la particolarità di organizzare una stagione lirica, tenuto conto che siamo nel Veneto, dove c'è l'Arena di Verona, c'è la Fenice, quindi in realtà si gioca un po' in casa per quanto riguarda questa specificità del mondo musicale, però insomma è un mondo che purtroppo si sta, se non sbaglio, restringendo sempre di più nelle possibilità economiche e artistiche, quindi mi chiedo che difficoltà, ma anche che opportunità, che bellezze ci sono nell'organizzare una stagione. Beh sì, effettivamente negli ultimi anni abbiamo avuto sempre di più problemi con le risorse, con i tagli che hanno appunto che penalizzano un po' tutta la cultura, ma anche il teatro, e l'opera lirica è la forma di spettacolo più complessa e forse anche Certo. più costosa, perché vede coinvolte l'orchestra, il coro, il ballo, le scene, i costumi, insomma è una forma di spettacolo Multidisciplinare sì, in molto tutti i disciplinare, e sensi. che quindi ha dei costi elevatissimi. Poi appunto nel Veneto ci sono due grandi realtà, due grandi fondazioni, il Teatro La Fenice e l'Arena di Verona, però appunto
noi crediamo che anche la nostra città e altre città nel Veneto come Rovigo, Bassano del Grappa, con il quale abbiamo negli anni avviato una collaborazione e stretto dei rapporti, ecco, che sia giusto che anche in queste città ci sia una stagione, ci sia questa forma di teatro. Abbiamo un pubblico molto affezionato, molto legato al nostro teatro, e quindi crediamo che sia giusto portare avanti questa tradizione, anche se ci sono molti problemi e molte difficoltà. Una stagione lirica nasce cercando innanzitutto di intercettare quello che è il gusto del pubblico, cercare di presentare un prodotto che possa piacere e che possa appunto dare delle soddisfazioni anche a chi organizza, ma appunto anche al pubblico. Noi cerchiamo prima di tutto di seguire questa linea, insomma. Poi di solito decidiamo anche in base a quello che è la programmazione di altri teatri nel Veneto, cerchiamo quindi di offrire un prodotto che possa poi diversificare nella programmazione anche con gli altri teatri. Noi abbiamo appunto una collaborazione molto stretta con Bassano Opera Festival e con il Teatro Sociale di Rovigo. Dal 2008 è nato proprio un progetto regionale che si è chiamato LIVE, che è Lirica Veneta, e è la condivisione di un titolo nei costi di produzione, nei costi artistici, che appunto l'ottimizzazione delle risorse ci consente di fare delle virtuose economie e offrendo un prodotto di primissima qualità, almeno così crediamo e così speriamo, ma così insomma ci è stato riconosciuto dalla critica, dalla stampa in questi anni, e è appunto un prodotto che poi noi offriamo, un'opera che viene presentata poi nei vari teatri. Quest'anno il titolo Live sarà il secondo titolo della nostra stagione, che possiamo anticipare, sì, che perché appunto premesso tutto questo, il risultato di tutte queste fatiche è appunto un cartellone che adesso andiamo a presentare. Sì. Allora, della Traviata abbiamo già detto in qualche modo. Della Traviata vorrei dire che appunto al di là del disguido che abbiamo certo. ricordato, è uno spettacolo veramente molto importante, molto prestigioso, che viene dal teatro di Maribor. L'allestimento è del Teatro Nazionale della Slovenia, sì, che questa è una cosa un po' sì, particolare. che quest'anno è capitale della musica, e abbiamo appunto avviato una collaborazione appunto con questo teatro, e questa collaborazione consiste anche nel fatto che noi abbiamo portato un nostro allestimento di una passata di un'operetta che abbiamo fatto nel 2009, La Vedova Allegra, e noi l'abbiamo portata al teatro di Maribor, e Maribor scambia il favore, ecco, perché anche attraverso queste vie, attraverso queste cose, insomma, si può cercare di fare delle economie, cercare di portare la qualità in un momento appunto in cui le risorse scarseggiano. Beh, guardi Federico, proprio prima che entrasse lei, insomma nella prima parte della puntata di quest'oggi abbiamo parlato dell'importanza di fare formazione e di fare squadra. Si parlava chiaramente di lavoro in senso generale, però ci fa piacere capire che anche nel mondo della lirica, nel mondo della cultura contemporanea, questo è valido, insomma, anche per voi. Assolutamente, è necessario, e non potremmo fare diversamente, quindi attraverso la condivisione dei costi, attraverso queste forme appunto di collaborazione, possiamo dare continuità a questa grande tradizione. Naturalmente poi qui insomma, l'azione principale la fa l'assessorato alla cultura del Comune di Padova, anzi vorrei ringraziare l'assessore Andrea Colasio per l'impegno e per avere anche in un momento, per la sensibilità, anche in un momento così difficile, ha dimostrato di voler mantenere e continuare questa tradizione, insomma, quindi Beh,
per fortuna che ci sono ancora persone che credono nella cultura e che queste persone sono tra i nostri amministratori. Assolutamente, Federico, assolutamente. continuiamo con le opere in cartellone. Parlavamo della nuova produzione Live, che è 2 punti. Appunto, la nuova produzione Rive è il Nabucco di Giuseppe Verdi. A proposito di opera impegnativa. A proposito di opera impegnativa, quindi quest'anno abbiamo 2 titoli verdiani, appunto La Traviata e il Nabucco. Nabucco è un'opera che siamo abituati a vederla o a pensarla nei grandi spazi, Certo. all'Arena di Verona, appunto a Caracalla, insomma nei grandi. E invece anche noi noi crediamo che sia un'opera che possa essere gradita e che possa piacere anche in una dimensione più piccola, più raccolta e più intima anche, dove magari certi aspetti si possono cogliere anche in modo diverso, ma insomma, quindi noi crediamo che possa essere un'opera che possa funzionare anche nel nostro teatro. Quanto ci avete messo, non posso non domandarvelo, non so se lei come direttore artistico può rispondermi a questo, quanto ci si mette in termini organizzativi ma anche proprio in termini di tempo a mettere in piedi, a costruire un'opera lirica di questa portata? Ma è un lavoro veramente di un anno, Ecco, perché noi dobbiamo prima di tutto individuare un regista e quindi scambiarci le idee su che tipo di spettacolo vuole, che taglio vuole dare, su un taglio più contemporaneo, più tradizionale, quindi qui prima di tutto nasce da una discussione con il regista e naturalmente anche poi si deve parlare del budget che noi mettiamo a disposizione al regista per poter realizzare delle scene e dei costumi e appunto l'attrezzeria, tutto ciò, una macchina molto complessa. E dopodiché naturalmente seguita questo aspetto c'è da individuare gli artisti, certo. ecco, e quindi individuare degli artisti che sono disponibili nei periodi in cui noi andiamo a rappresentare. Serve, insomma, è tutto. Ecco, anche perché appunto essendo 3 teatri dobbiamo trovare degli artisti che sono disponibili sia per il periodo di rappresentazione a Bassano del Grappa, sia a Padova, piuttosto che che a Rovigo. E poi ci sono le prove, insomma è una macchina molto complessa. Veramente Tra l'altro complicata. il Nabucco quest'anno noi nascerà perché anche per questo titolo noi abbiamo avviato una collaborazione con il Teatro Comunale di Verdi di Trieste. Vedo. Ecco, quindi le prove inizieranno proprio dal giorno 18, quindi da dopodomani, a Trieste con il regista, il maestro Poda, che sarà già lì appunto, che inizierà le prove che dureranno un mese praticamente, e poi le rappresentazioni di quest'opera saranno a Bassano del Grappa e poi verrà a Padova il 23 e il 27 di dicembre, quindi stiamo parlando in periodo natalizio. Sì. Volevo chiederle, Federico, come si sceglie un artista, un tenore piuttosto che un soprano e soprattutto che scelta c'è attualmente in Italia, oppure mi dica lei in Europa, di questo tipo di professionalità? Soprattutto si trovano giovani, grazie al concorso di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra chiacchierata, suppongo di sì, insomma mi viene a supporre che questa cosa c'è, però mi chiedevo qual è il polso della situazione in termini di passione nei confronti di questo ambito. Guardi, noi siamo sempre molto sensibili ai giovani e quando i giovani possono ricoprire dei ruoli dove appunto, perché ci sono ruoli in cui ci vuole una maturità vocale, anche per l'interpretazione, oltre che spesso i giovani non possono sostenere, non possono affrontare, anche perché si rischia sennò di fargli del male, e quindi vale la pena essere molto attenti e prudenti e sensibili in questo senso.
Noi ad esempio c'è stato a fine luglio qui a Padova l'anticipazione della stagione lirica, abbiamo presentato un'opera veramente con dei giovani, il Don Pasquale di Gaetano Donizetti, e lì ha debuttato un giovanissimo tenore di 24 anni che si chiama Alessandro Scotto di Luzio, che poi adesso sta iniziando e che sta facendo già delle cose importanti, e quindi siamo riusciti a dare l'opportunità a questo giovane anche, quindi quando c'è la possibilità noi siamo molto pronti e sensibili a questo. Poi, ripeto, in un certo tipo di repertorio, in un certo tipo di opere, come appunto anche Nabucco, dove ci sono ruoli dove ci vuole una maturità, delle vocalità molto, molto solide, molto costruite, strutturate, certo. È chiaro che non sempre possiamo pensare proprio a dei giovani. Certamente dobbiamo pensare ad altri artisti e spesso è difficile anche poterli, perché noi abbiamo una programmazione molto, cioè non possiamo programmare con 2 o 3 anni di anticipo come fanno, ma questo è un problema che tutti i teatri in Italia conoscono. Certo, ecco, come le grandi fondazioni magari hanno dei respiri di 5 anni, di medio periodo. Ma in Italia c'è questo è un grande problema, perché noi poi i grandi teatri all'estero programmano veramente con 4 o 5 anni di anticipo, e i teatri italiani invece, per tutte le situazioni economiche, per tutte le vicende che abbiamo già, non magari sono... ogni anno cambia l'amministrazione, Sì, cambiano ecco, i è posti tutto di legato alla riferimento. politica, tutta una serie di problematiche che non consentono la possibilità di scritturare degli artisti con anticipo, e quindi poi quando si va spesso gli artisti importanti sono già prenotati, quindi però poi succede anche il fatto che un artista che all'ultimo momento, un artista importante come De Muro, all'ultimo momento è libero, e siamo riusciti a scritturarlo per la nostra produzione di Traviata. Questo abbiamo capito che comunque facendo squadra in un qualche modo i problemi non solo vengono risolti, ma possono anche essere condivisi, e condivisi sono anche i risultati positivi. Sì, speriamo. Lo speriamo, noi ovviamente in bocca al lupo, non uso la parola auguri, ci mancherebbe altro. Federico Fagione, direttore artistico della stagione lirica di Padova 2012, che ci ha presentato insomma le opere in cartellone. Vi ricordo che potete anche abbonarvi, insomma il prezzo lo trovate sul sito, se non sbaglio, sì, della vostra stagione, quindi insomma il prezzo è sempre, devo dire, sempre basso per poter permettere, insomma, sì, non è stato alzato, insomma, rispetto all'anno scorso, quindi insomma per fare in modo che la cultura entri davvero in tutte le case e sia a portata di tutti. Certo. Questo insomma per adesso e anche per il futuro. Prego. Volevo fare un doveroso ringraziamento appunto ancora all'assessorato del Comune di Padova, appunto e a tutto lo staff dell'ufficio della cultura, al dottor Castellana, Edoardo Castellana, alla dottoressa Munerato, alla dottoressa Cisotto, per tutto il grande impegno e il grande sostegno che danno a questa cosa. È veramente un grazie di cuore, mi sento di farlo. Insomma. E noi ci associamo, anche perché questi sostegni non sono mai scontati, evidentemente sono persone che ci credono. Grazie ancora a Federico Fagione, ripetiamo, direttore artistico della stagione lirica di Padova. Vi ricordo le 2 date: Traviata 19 ottobre 20:45, Nabucco 23 dicembre 20:45, più le repliche, insomma andatelo a vedere sul sito. Noi intanto vi abbiamo anticipato queste opere verdiane da gustarsi davvero tutte d'un fiato. Ritorno a darvi appuntamento per Chiacchiere Caffè, sempre in diretta, sempre domani, stessa ora. Grazie per averci seguito, arrivederci. We get it almost every night.